Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito a Fevelà. E usporti saluto anche dal professor Morassi, che è il presidente della Società Scientifica e Tecnologica Furlane, che è già stata citata dalla dottoressa. Non ho potuto venire, domande scusa, ma avevamo giusto dopo questo forse leggiamo lì che il traffico con gli studenti. Allora, la lingua furlane è il sviluppo di un territorio dei 6 prodotti. Bem, vai davanti alla slide, vai davanti all'altro, forse sbaglio il bottone. Sì, quello lì. No. No. Allora, così. No, aspetta. Sì. No, basta. Ah, ecco. Allora, linguis e comportamento umano. Cominciamo un po' di lontano, sono robe che probabilmente a sentire, avete già letto, in tu, là, di fatto c'è delle date, degli articoli sul citato, sono piuttosto di qualche tempo fa. Io purtroppo non ho potuto in giornale, mi ha comunicato la dottoressa praticamente settimane passate, mi domandava se potevi fare questa relazione, non avevo tempo di fare niente, insomma. Quindi una roba vecchia l'hai mettuta qui e come si contenti. Ma penso che però sono anche valide, ovviamente, e dopo la fine conterai un piccolo aggiornamento se arrivi a avanti. Allora, no, ecco così, no, da ur. Language come strumento di comunicazione del marketing al mondo. Allora, le multinazionali forse sono le più esperte di questo settore, comunque le imprese che hanno poi esperienza di marketing, perché lavorano in tutto il mondo, e il loro problema è come si ha di comunicare con i clienti francesi, sta lingua che l'italiano o il francese, oppure come si ha di comunicare con i consumatori americani, sta lingua che l'italiano o in inglese. E quindi sono stati affrontati diversi studi, se esiste una letteratura abbastanza ampia su questi aspetti. La multinazionale, la Doppling, è stata citata anche prima per la lingua dal locale, quindi la lingua nazionale, ma in questo caso anche la lingua furlane, per esempio, per entrare in sintonia col consumatore locale, per dire no assim con Watris, assim come Watris, assim insieme a Watris. Un caso che forse non ci ricordais, importante che le succedute che la necessità, proprio in Friuli in generale, alla che la birra Moretti. Quando la birra Moretti è stata venduta alla Heineken, la Heineken si è fatta subito. La prima cosa che ha fatto è stata le campagne in Furlano. Non so se voi ricordate, Udine è stata tappezata per un periodo di grandi manifesti in lingue furlane che promuovevano la birra Moretti. Addirittura la birra Moretti poi dopo ha adoperata il Furlano non solo per promuovere se stessa e per continuare a mantenere questo legame col territorio del Friuli, ma l'ha adoperata il Furlano da comunicazione di queste birre a livello nazionale, sul mercato nazionale, cioè quindi come prodotto tipico, come prodotto originale, che non era un prodotto di una multinazionale, ma era un prodotto dal Friuli. Bon, le lingue ha impatto sulla percezione del prodotto, sui sentimenti di appartenenza, come che ho appena contato. Sicuramente la maggioranza dei lavori che sono stati fatti riguardo l'inglese, forse la lingua più doprate al di fuori del loro paese di origine, proprio dell'inglese. Beh, insomma, tu vuoi fare l'americano, le canzonette venivano fuori subito dopo la seconda guerra mondiale italiana, perché appunto volevi fare gli americani, e quindi l'inglese era la lingua giusta. E quindi l'inglese l'avendo proprio perduto. Esistono diverse ricerche che hanno testimoniato in diversi paesi del mondo che l'inglese l'avendo prato per associare il prodotto o l'impresa alla modernità, alla competenza scientifica, al cosmopolitismo e quindi tutti i valori positivi. Però non è sempre così, non è sempre così. Per esempio, in Messico, il Messico non ci sapete che è sempre stato tra messicani e nordamericani, insomma, sono più manco 2 o 3 secoli che insomma, sono sempre stati un po' in conflitto, no? Ecco lì, se le dite messicane dopo l'inglese,
non va massa bene, non ai quinti producenti. E addirittura anche se una ditta americana adopera l'inglese, beh, vabbè, si va, la sapporta, perché no, sono inglese, ma se però non so bene per spagnolo mio. Ecco, linguas locali, sulle lingue locali, sui dialetti, o lingue minorizzate o minoritarie, chi esiste in mancul indagini, mancul ricerche sulle riviste internazionali. Qualche fatto queste indagini qui, in particolare per voi che è una che mi era interessante, è fatta in Germania, che queste ricerche ha dimostrato che dopo che scasso un dialetto tedesco, dai punti di vendita di una cittadina in Germania, insomma, dopo il dialetto faceva bene alla vendita, alla commercializzazione. Non svalutava il venditore, purché avessi con competenze dal prodotto e competenze cioè sull'argomento in discussione, faceva aumentare la soddisfazione del contatto con il venditore, aumentava la soddisfazione verso le imprese produttrici del prodotto oppure le imprese commerciali che rivendeva in generale. E quindi favoriva anche l'intenzione a comprare, cioè aumentava anche l'intenzione a comprare. Quindi le lingue minoritarie o minorizzate si possono adoperare favorevolmente, per prima di tutto, esempio, anche già prima, dal commercio. Io dico, forse sulla massa di avanti, lingue sul comportamento, lingue che dite. Ecco, ma per gestire ovviamente questo mix di comunicazione, cioè più lingue, queste comunicazioni di macchine, bisogna avere qualche competenza. Si può anche improvvisarsi, se si è bravo e fortunato, va bene, però insomma, come anche competenze. In particolare bisogna avere qualche conoscenza, qualche gli antecedenti del comportamento linguistico delle persone, cioè decise sono influenzati il comportamento linguistico delle persone. Beh, bisogna avere un controllo percepito, cioè il controllo percepito dice che si va a finire quando si fa avere una lingua minoritaria. Per esempio, se io fa avere per furlan, come con altri, non mi crea problema, ma se fa avere per furlan a un pubblico che non lo capisce, succede, no? Oppure se io fa avere per furlan con un banchiere, con una persona importante, col miedi che vuoi farmi curare, cioè, che cazzo, non mi percepisce. Mi percepisci bene o male, se mi chiappi sotto pizzo, gambe, oppure mi dà importanza. Ecco, quindi bisogna avere queste competenze, possibilmente. Ecco, sono dei studi interessanti, siamo tutti in evidenza, che in particolare in qualche paese di cui in altri di mancano, insomma, il nazionalismo aveva avuto un impatto importante sulle lingue minoritarie e sui che sono percepite dalla popolazione. Non so, i nazionalismi possono distinguere due periodi, per la massa in daur, il primo Novecento, purtroppo sono ridotti in Italia e in Germania, sono stati caratterizzati dai nazionalismi totalitari, sconfisci il totalitarismo, sono diventati democratici, ma il nazionalismo non è che sia sparito, avendo sono un nazionalismo democratico. Con il nazionalismo democratico, le leggi minoritarie vengono riconosciute, però in varie misure sono anche minorizzate, nel senso che finché si fermino al folklore, a piccoli patri, proprio di tutele linguistiche, anche va tutto bene. Se alzi in massa il chiaro, chissà che succede. Ecco, in particolare, vinche anche chi presenta Stolfo e Grassati, il presidente di Fonta, il professor Stolfo, loro studi hanno individuato 3 orientamenti per confronto alle minoranze linguistiche, in particolare si sono soffermati sul furlan, 3 orientamenti riguardo la popolazione e le lingue furlane. Orientamento negazionista, che dice Friuli, non è differente dal resto dell'Italia, furlan, quindi dobbiamo capire il tempo di queste storie. L'orientamento minimalista, che probabilmente l'ha prevaluto sicuramente fino all'ultimo decennio del Novecento, ma forse è prevalente anche qui sa, insomma, anche se in termini politici, almeno formalmente no, perché formalmente le lingue è riconosciuta, esiste un orientamento positivo, le lingue sono tutelate, però la forma in roba, la sostanza, dopo bisogna cavare. Ecco, come passiamo alla parte proprio invece più pertinente alla serata, chi
avvelerai proprio dopo il marketing dai cui prodotti. Ecco, io non sono un docente, sono un docente di agrarie, quindi il mio marketing non è sul territorio, il mio marketing con i miei studi si sono concentrati sul marketing dei prodotti alimentari, quindi resterai su questo tema, resterai su questo tema. In particolare queste ricerche qui, dai fatte altre dopo, si sono fermate sul territorio locale. Quindi praticamente i soggetti che sono stati intervistati, rispondendo da cui derivano le risposte che come commentare, alle popolazioni dal Friuli, sostanzialmente. Quindi non vengono turisti. Non vengono turisti. Oddio, per me sarà stata anche qualche turista, ma insomma, però la focalizzazione non era il turismo, ma era il mercato locale. Allora, qui avevo uno esperimento che era una scelta al banco tra due vins che da sostanza era di fatto stesso vin leggermente modificato, ma era stesso vin, quindi la qualità era precisa identica. Veniamo presentati però, in uno era l'etichetta RAB di UE, in un altro era l'etichetta Partalian Grappolo d'Uva, quindi il stesso nome, ma dite per Furlan o dite per Talian. Qual invece voglio cercare? Qual è il più curioso? Beh, 69%, quasi il 70%, hanno scelto RAB2. E la minoranza, il 30%, che è chiamato per Furlan. Quindi io dico che sul mercato locale sicuramente per un prodotto alimentare, chi scassa il vino, ma insomma io credo che a meno che non faccia la pomarola, insomma, ecco, se è un prodotto che poi si prodotti in Friuli, in formati, un vino, vabbè, ma insomma qualsiasi roba, il Furlan sicuramente sul mercato locale è una buona efficacia. Di ciò dipende, no, allora, di ciò dipende questo risultato. Allora, in queste ricerche era anche un questionario, era in una settantina, 67 domande che avevano di qualificare il consumatore, descriverlo, cioè i suoi comportamenti commerciali, le sue caratteristiche, genere, che solite, che venendo prendere tutte le ricerche di marketing. Bene, di tutte queste variabili qui, qual era il correlate con la risposta date, con la scelta dal prodotto? Allora, era una sola variabile che è il risultato di tutte queste indagate, e in particolare era la domanda, il Furlan, è un patrimonio culturale e di tradizione importante? E la risposta possibile era no, sì o un po'. Allora, che ha il radio il 91% ha risposto che ha risposto di sì, mentre Grappolo 2 non il 51%. Allora, interessante anche del fatto che erano anche domande sull'identità, cioè era nel senso furlans o no, o sulle competenze linguistiche. Sapete parlare il furlan, capisce il furlan? Ecco, nessuno di queste due variabili qui sono risultati scorrelati con la scelta del banco. Il Furlan è un patrimonio culturale di nazionale e di tradizione importante. L'unica variabile che è risultata. Quindi non è l'etnia, non è l'appartenenza, è proprio un problema culturale, di cultura. Dopo aver fatto la scelta al banco, la scelta al vin, beh, domandavi, no? Ma l'eri al buono il vin che ti ha cercato? Allora, mediocre, sufficiente, buon, ottimo, eccellente. Qui vedi la distribuzione delle due bottiglie, praticamente compagni, cioè, quindi la lingua non ha influenzato le risposte, il giudizio di accettabilità che viene chiamato, cioè la risposta sulla bontà, sulla qualità di questo vino. Dopo domandavi, ma te lo sbessa te lo disposto a pagare per queste bottiglie qui? Ecco, qui nel grafico sono tutti in ordine decrescente di base che era disposto a pagare, non so, 70 euro, se mi 70 centesimi, sai, intendessi. Cioè, no, scusate, che lì sono le percentuali di risposte. Allora, io dico che da prima parte, le due distribuzioni sono compagne, che in cui chi hanno scelto, no? E quindi che dopo hanno risposto a queste domande, sono soggetti che hanno detto sì, le buone, cioè hanno risposto compagni che gli altri, no? Però trovare 50 centesimi, 60 centesimi la bottiglia. Quindi decisamente di manco, o il valore minimo di una bottiglia di vino, o decisamente di manco. Ma perché hanno risposto così?
Ma prima ti dici che è buono e dopo ti dici che non va niente. Che storia è questa qui? Ma la prima roba che non sono venuta a chiave, quando si since testa, dite, buon, ma non dovrei mica la melenghe per fare una paia di poi. E io dico che non va niente, no? Dice il perché? Boh, può darsi, non sai. Si lascia viodi e vi fa quella stessa tecnica che avevo detto prima. Io devo sarà in veloce queste volte, così. Con la stessa tecnica che avevo detto prima, si lascia vedere quale variabile di tutte queste che avevo rilevate a impatavi, a influenzavi, avevo influenzato, avevo incorrelato con queste risposte, con questo comportamento. Allora, quindi avevo veduto la disponibilità pagata che bassa, no? E che altre, meglio e altre. E le variabili che sono risultati scolorabili sono state, il Furlan non mi fa sentire bene. Vabbè, comunque, non è 4,8%. E Furlan ha le qualifiche che il Calufo vele come persona poco competente. Sì, rispondo. E il Furlan non è adatto a spiegare problemi tecnici scientifici. 63%, e che è la variabile che era poi correlata con che aveva risponduto normalmente. Allora, se il vin alla rebon non voleva venire, e al dipende di queste variabili schi, e chi il problema del posizionamento del Furlan, c'è il surviene di che ha risponduto. Evidentemente, il Furlan non era nelle lingue adatte a fare un vin di prezzo. E io non mi sbilanci a dire che mi ti dite che è buono? Sì, sicuro, è buono. Però, insomma, sì, non stiamo esagerando. Noi vogliamo di fare brutte figure, di trattare come io che non sa niente. Buon, in struc, a manco di chi ste parla. La Lega allora, il fatto principale è il posizionamento della Lega, il posizionamento dal CIAF, dai consumatori. Quindi sono province nazionalistiche derivate diciamo, dal nazionalismo, dalle politiche del nazionalismo, che sono caratteristiche anche more, anche mo presenti, e che avevano dato questo risultato. Avevano dato questo risultato e quindi posso dire che vabbè, bisogna sapere operare Furlan, tal che ora, quindi evitare il folklore, evitare il localesimo, evitare la subalternità, invece quindi sei professionali, tecnici, scientifici, e quindi operare la lingua furlane in maniere appunto tecniche, scientifiche, professionali, e non in maniere così popolari. Sì. E allora può funzionare. Del resto, quindi vedo che prima è il caso del Galles, no? Io devo inserire da ah no, che voglio andare. Ecco, chi come fa un'altra ricerca, che è sempre di qualche anno fa, chi era un esperimento di preferenza invece che un'altra metodologia, chi aveva immaginato, inventato, sì, una pubblicità, cioè un pubblicitario che si crede che di fare la pubblicità per un formato, Furlan, e dice benissimo, io di fare l'eroe di queste pubblicità, l'eroe di queste pubblicità ce l'ha di sé, beh, il non dopo la bestia preferita, chiaramente sarà formale, la sua bestia preferita sarà un Suisse, dopo c'è il slogan preferito, beh, formati per dolci, in Furlan, formati per dolci, le battute sicuramente in voga tra Friuli, dopo le mangiare preferite quali sono? Beh, formati ovviamente, no? Formati ovviamente. Ecco, allora, queste quattro caratteristiche dite in tre lingue differenti. Furlan, italiano o inglese. E tal confronto, io adesso in assaiuto dopo quale da lingue era il mio doprà in queste pubblicità, in queste pubblicità di formale. Chi non lo sa, non tiramassa per lunghe, le hai, si sono soffermati sul non e sul slogan. Allora, il non. Allora, chi io dico subito che 71%, 71,3%, insomma un po' più del 70%, alla preferita il non per Furlan, Iacum, e la minoranza
20 volte ROS%, quasi 30%, allora preferite il non partagliano, Giacomo. L'inglese non gli è piaciuto a nessuno. Ni aiuti, è slogan, cioè la storia, formati per tutti. Beh, io addirittura mi c'è quattro gruppi differenti dal punto di vista statistico, però i primi due, l'uno e il due, sostanzialmente tutti e due hanno preferito la lingua furlana, un'intensità differente. 44% preferisce Furlan, ma non in maniera così, insomma, non sono Furlan scattati, ecco. Perché altri invece sono la maggioranza di un altro Furlan, insomma, cui sicuramente entusiasti, erano un po' manco numerosi. La minoranza, intorno al 30%, dividuta pari a amici. Metà preferiva il non inglese, metà, altra metà il non italiano. Allora, tutti dopo l'inglese, ma insomma, sono sempre giusto. Io ho fatto tante no, sono altre 3-4 ricerche sempre su questo tema, inglese, furlano, italiano. E il risultato più o meno è sempre quello. È sempre quello. Quindi i pubblicitari adoperano l'inglese perché sì, perché attira la curiosità, perché sono tante storie, ma io ritengo che in effetti sbagli. In effetti sbagli. Perché andiamo a scontare che la Inter, i piace l'inglese, ma la Inter comincia a si stufa. Non li puoi così efficaci come carriera ai team dove tu fa l'americano. Ormai è in sua fase. Quindi davanti, sì, scusate. Ecco, chi è arrivato a mettere sì. Allora, chi invece compagna una ricerca recente, una ricerca che è un corso, una ricerca che è promovuta, che viene sin da ora a fare, insomma, con la Società Scientifica e Tecnologica Furlane, chi però non fa di marketing direttamente, si nasce un po' alla lontana, chi è fevelin di patriottismo, nazionalismo, identità, robe del genere. La novità rispetto alle ricerche fatte a livello internazionale è che le scale di misurazione internazionale le sono operate per misurare l'identità del patriottismo e del nazionalismo furlano. Esistono, non esistono. Ce ne sono. Ora, chi ha vinto un risultato, per esempio, dal patriottismo costruttivo, il patriottismo è stato diviso in diverse categorie, la più interessante era questa qui, perché la più interessante era questa qui, perché anche il patriottismo costruttivo, quando aumenta l'interesse della popolazione a partecipare attivamente alla politica, all'attività sociale, eccetera, eccetera. Mentre che gli altri tipi di patriottismo sono manco le asse che si spiega. Allora, chi è interessante, dopo è dividuto in base a ciò che non sono dite, tra furlans, altri che vivono in Friuli, quindi triestini, svenis, sloveni, e altri che non vivono in Friuli, di altre regioni, altri italiani, probabilmente di altre regioni. La prima domanda che è la domanda che misura questo tipo di patriottismo, le persone dovrebbero impegnarsi per far muovere il Friuli in una direzione positiva, il commento che abbiamo detto prima. E io dico che non sono furlani, che non vivono neanche in Friuli, ma anche loro dicono di sì, che è vero, che anche loro sono d'accordo. Ovviamente su queste domande, insomma, i furlani ovviamente si sono coinvolti, che gli altri si sono un po' manco. Allora è importante è che chi sono nome studenti universitari dall'Università Ateneo che di Udin e alla valore di 5 in su, tra 5 e 6, quindi valore alto. Valore alto. Si può misurare un patriottismo per il Friuli. Chi non l'è? Quindi fa altre analisi, ma così una voglia croce di prime battute che hai dato, la prima chiarata che hai dato, assieme a Reschi, patriottismo per Friuli e patriottismo per Italiano, aumentano insieme, cioè non sono in conflitto, ma si sostengono un con l'altro. Come dire, sono due muse della stessa medaglia. Ma la roba più interessante non è questa, ma dice ecco. Tutela delle minoranze linguistiche. Tutela delle minoranze linguistiche. Chi sono queste batterie di domande che sono chi so? A formare una schiala di misurazione. La schiala di misurazione praticamente è la media delle risposte di 1 a 7
un completamente contrari, si è massimo completamente d'accordo, insomma. E queste frasi, beh, immagino che la maggior parte dei guatri si sono avendo già sentito ora, sono la Costituzione italiana, le leggi nazionali italiane, le normative europee, sono i trattati dall'ONU, no? Dall'ONU sono tirate fuori queste batterie di domande. Allora, anche qui si chiede che sostanzialmente non esiste differenza tra Furlan e non Furlan. Sono tutti d'accordo. Ma allora, parcella, mettino di febbraio per Furlan, che era butta verde, che hai cuffie basse, o addirittura negative tra casi dai nuovi abitanti del Friuli, dice, ma se vivi in Friuli non dovresti fare la parfulla, non dovresti capire il Furlan, o favelare un po' conto, insomma, no? Perché così, dopo, a volte io ti fai le parti italiane, a volte per Furlan, a volte per Slovenia, in Slovenia, ma insomma si capisce tutto. Non succede che se io sono in quattro, un solo non capisce Furlan, tutti a fare le parti italiane, smetti di fare la per Furlan. Che non è che la lingua minoritaria e la fa sparire. E chi siga alla fine, io concluderei che la sarà che sta la no, ma studenti universitari di Udixis. Ecco, io saluto, ringrazio, domande scusa se sforà, la conclusione per risaltare.